Eccoci qua, siamo tornati in diretta e quindi Gilberto Penzo, modellista storico, teorico, esperto di barche tipiche veneziane. Io noto sempre tutto, sono un sagittario, ho notato che lei in alcuni passaggi del presidente dei gondolieri, quindi Aldo Reato, ho storpiato un po' il nome, me ne scuso, poi ho cercato di recuperare, perché qui tocca, fai regia, intervista, ogni tanto mi inalbero. Allora, cosa che non collima, insomma, nel pensiero di Reato prima? Insomma, No, ho notato il fatto di le amministrazioni, non la voglio buttare in politica. No, ma Reato giustamente fa il sua, mestiere certo. il suo ruolo ufficiale di capo dei bancali, l'autogoverno dei gondolieri e lo fa molto bene. Io parlo da veneziano che deve sopravvivere in una città che lascia pochissimi spazi alle cose normali. Io conosco delle persone, quando c'è carnevale scappano dalla città, conosco delle persone che hanno venduto la casa perché in certe zone diventa invivibile, tipo Campo Santa Margherita. Qua non è il discorso diventa invivibile per cosa? Perché ci sono degli schiamazzi fino alle 2, alle 3 di notte, mi spiego, perché ogni sera c'è l'happy hour che va avanti fino a notte fonda. Vuol dire, quindi bisogna essere anche realisti, non si tratta qua di piangere o non piangere. La città ha dei serissimi problemi, sono stati illustrati da persone ben più importanti di me, addirittura con film, con libri che hanno, specialmente spesso anche nella stampa straniera, perché loro sono guarda caso molto più attenti di noi in queste cose qua. Quindi secondo me appunto Venezia non è una mucca da sfiancare, da spremere fino all'ultimo centesimo, bisognerebbe proprio entrare in città in punta di piedi, perché la città è fragile, la città è piccola, la città ha delle calli che sono larghe 1,5 metri, quando ci entra una carovana di 50 persone, lì non passi più. Quindi capisce che la città andrebbe vissuta con un altro stile, non questo che sta, e poi è un'escalation che sta andando. Io se lei viene a Venezia e chiede un giornale a un'edicola, il giornalaio cercherà sotto dei pacchi di maschere un giornale a caso, capisce? Perché ormai anche le edicole vendono maschere. I tabaccai vendono maschere, i negozi di alimentari vendono maschere, quindi la città è diventata una monocultura turistica, è diventata. E come mai non si riesce a far rete e a cambiarlo questo? Perché ci sono alcune categorie che sono dei poteri forti, come dicevo, in realtà anche il traffico, recentemente c'è stato quel povero signore tedesco che è morto in Canal Grande, ma per me è un miracolo che non succeda mai niente, perché è sicuro che io vado in barca tutti i giorni e con 3 taxi davanti, 2 vaporetti di fianco, una carovana di gondole che sta avanzando, io veramente sono in difficoltà a manovrare, voglio dire, e io dico i gondolieri sono di un'abilità incredibile, perché manovrare una barca così lunga, che sembra una barca assurda per Venezia, sono di un'abilità incredibile. Però voglio dire, non si può continuare ogni anno ad aumentare queste cose. Un'altra cosa è la pressione turistica, praticamente ogni anno aprono nuovi centinaia di bed and breakfast, capisce che quindi certo. I veneziani, c'è un contatore, non so se lei ha visto, in campo San Bartolomeo, c'è un contatore che è una specie di countdown che scandisce quanti abitanti sta perdendo Venezia. Per cui praticamente siamo arrivati a metà degli abitanti che c'erano qualche decennio fa, e quindi la città, è inutile che ci nascondiamo sul punto di vista, la città è morta, perché i La cosa che spiace poi è che arriva l'americano di Hollywood di turno e acquista palazzi. Sì, prende il palazzo intero, quindi non è mai stata fatta una politica per le giovani coppie, per le persone medie, no? Io una volta quando sono venuto a Venezia ho detto ma c'è la possibilità di avere, non so, dei prestiti, dei mutui, qualcosa, quella volta ero giovane quando sono arrivato a Venezia, l'impiegata mi ha detto guarda, se lei non ha precedenti penali, se non si droga, se non fa le cose, non ha il punteggio per accedere alle graduatorie comunali, per cui i ricchi se la comprano la casa, ai poveri viene data, la classe media, quella che s'arrangia. Senti, parliamo di barche. Era la flotta più importante del bacino mediterraneo, la più grande. Questa è la cosa. Veniva tramandata poi da padre a figlio il sapere. Cosa è successo all'improvviso?
Si è perso tutto questo sapere? Si è perso l'appalto? Non lo so, prego. No, è una storia gloriosissima. Voglio dire, se lei guarda la Venezia del Cinquecento, lei guarda, non so, i quadri di Carpaccio, vede una città, altro che New York, voglio dire, è una città cosmopolita, una città nella quale lei trovava veramente gente proveniente da tutto il mondo conosciuto di allora, perché queste navi veneziane avevano proprio le mude, andavano e venivano a date fisse e quindi facevano dei commerci con paesi lontanissimi, con monete incredibili, con unità di misura incredibili, fatte appunto con questa meravigliosa fabbrica di imbarcazioni che era l'Arsenale di Venezia, Arsenale che ahimè, guarda caso, è da 50 anni chiuso e non è visitabile se non con tutti dei distinguo, delle cose incredibili. E questo sarebbe un sistema per togliere un po' di gente da San Marco e portarla a Castello, per esempio. Adesso c'è a Venezia un manifesto che dice il Museo Navale apre tutti i giorni. Beh, uno dice ma come, il Museo Navale non era aperto tutti i giorni? No, il Museo Navale faceva orario d'ufficio, cioè chiudeva alle 2, chiudeva, e il sabato chiudeva prima e domenica era chiuso. Il Museo Navale di Venezia, il Museo Navale più bello del Mediterraneo. Capisci? Cioè voglio dire, bisogna anche fare qualcosa perché la gente esca un po' da San Marco e vada verso le altre aree. Invece no, è sempre ammassata lì. È tutto concentrato lì al Palazzo Ducale. E l'evento massimo è sempre il Carnevale. E l'evento massimo è Carnevale, dove la maschera più diffusa è il fotografo di maschere. E i fuochi. Beh, il Redentore, beh, quella diciamo è rimasta la festa dei veneziani. Quella che Vi è rimasto solo questo? È amaro dirselo. Beh sì, direi di sì. Io purtroppo ero ottimista, ma piano piano. Ma parlami, ci davamo del tu comunque, Ah, hai sì, iniziato a vabbè, dormire sì, lei. Parlami sì. anche del Lido invece. Il Lido è continua il Cahiers de Doléances, vuol dire il Lido era l'isola d'oro. Prova a pensare, il Lido aveva l'aeroporto, il casinò, il galoppatoio, il tiro al volo, la mostra del cinema. Era una cosa, altro che Cannes, voglio dire. Cioè, il problema è che noi non riusciamo a gestire la ricchezza che abbiamo. Questo vale per l'Italia, naturalmente, per l'Italia intera, ma in particolare per Venezia. E quindi l'isola d'oro adesso c'è il problema che hanno fatto questo enorme buco davanti alla mostra del cinema che hanno scoperto che è pieno d'amianto, hai capito? No? Mi è stato insegnato che la filosofia vera ed effettiva di Venezia era la ripartizione della ricchezza e poi ne parlerò anche con la dottoressa Tiziana Agostini che è appunto l'ex assessore alla cultura del comune di Venezia e filologa e a un certo momento questa ricchezza invece ha cambiato strada, ha cambiato calle. È andata nelle mani dei soliti insomma, conosciuti. Come mai anche questo? Beh, questo lo lascio agli storici che sono ben più preparati di me. In realtà, secondo me, Venezia è stata, ogni tanto la storia fa dei miracoli, diciamo, no? Come è stata per la civiltà egizia, come è stata per la civiltà romana. C'è stato un momento nel quale a Venezia, per un punto, una congiunzione cosmica, sono avvenute delle cose meravigliose. Una convivenza fra nobili e popolani, fra la flotta, fra turchi e veneziani, che ha continuato a battagliare e a commerciare per secoli, un altro dei misteri incredibili. Questi si facevano guerra e contemporaneamente commerciavano. Io so anche che appunto Venezia stampava e traduceva il Corano. Poi nello stato della Chiesa, nello stato pontificio. Venezia era appunto... Quindi quanto era avanti questa città? Certo, Venezia era un posto dove le persone ricercate dalla Sacra Inquisizione venivano a prendere rifugio perché la Repubblica di Venezia teneva a debita distanza la Chiesa, dove venivano stampati dei testi meravigliosi da Manunzio, da stampatori ancora adesso che destano meraviglia a guardare i caratteri. Quello, la mia amarezza è di dire, con un passato del genere di cui conosciamo, abbiamo solo accennato, tratteggiato solo alcune cose, possibile che siamo ridotti a vendere mascherine a 0,99, capisci? Se tu vai in giro per Venezia troverai tutti i negozi a 0,99. Io che faccio l'artigiano spiego, guarda che sotto una certa cifra non può essere un prodotto artigianale, come adesso stanno facendo questa battaglia il vetro di Murano. Dite, guardate ragazzi, se volete un oggetto di vetro non può costare meno di una certa cifra. Soffiato e realizzato, realizzato a Murano. E stanno facendo giustamente un'opera meravigliosa adesso proprio per
cercare di rivalutare quello che anche a Murano, come tu sai, adesso anche lì sentono una crisi molto profonda a causa proprio della concorrenza di prodotti. Merletti non se ne è più parlato. Merletti di Burano molto poco, anche quello è un lavoro lunghissimo, ma l'idea per fare un pezzettino di merletto così ci mettevi delle giornate intere, che prezzo poteva avere quella cosa là? Ce ne sono ancora, ci sono ancora delle persone che lo fanno, ma sempre meno. Noi sappiamo, abbiamo imparato che nel periodo di crisi ciò che funziona di solito è il lusso. Rimettiamoci a fare sti merletti. È questa la mia battaglia, è questo che dico, porca miseria, in giro nel mondo ci sono migliaia di multimiliardari in euro, voglio dire. Quelli dobbiamo corteggiare, ma non perché dobbiamo corteggiare i ricchi, semplicemente perché, io dico sempre, quando mi fanno i complimenti come artigiano, io dico no, il complimento è anche suo come committente, perché io potrei essere l'artigiano più bravo del mondo, ma se non ho un committente intelligente che mi ordina determinate cose, io sarei con le mani in mano. Certo. Capisci? Quindi il lavoro si fa in due. Ci vuole Michelangelo, ma ci vuole un papa meraviglioso che gli dice fammi la Cappella Sistina. Mecenate, esatto. Senti, qual è la cosa personalmente, e poi ti saluto e ti ringrazio, che più ti ha dato soddisfazione come appunto ordine o come realizzazione personale? Allora, due tipi di cose. I modelli come quello che adesso sto realizzando per un importante museo italiano, i modelli molto importanti per esposizione, ma anche i bambini che si fermano davanti alla vetrina e che si appiccicano con le mani davanti alla vetrina. Bello. E vedo la gioia che loro hanno nel vedersi una gondoletta in legno, voglio dire, quando hanno questa cosa in mano. Per me quella è una gioia incredibile. Quindi da un lato lavori, diciamo, molto impegnativi, di alta qualità, ma dall'altro anche la gioia che riesco a dare con pochi euro. Grande. Grazie, allora un attimo solo che adesso sistemo qui l'immagine, datemi solo un istante, così ti saluto degnamente. Grazie a Gilberto Penzo, modellista storico, teorico, insomma il signore della nautica veneziana. Grazie di essere stato qui con me, sappiate che non è mica finita qui la trasmissione, lancio il meteo e dopodiché continuiamo a parlare di Venezia, naturalmente dalla voce dei veneziani. A tra poco. A voi tutti ben ritrovati amici del Triveneto, amici dell'Emilia Romagna, un cordiale saluto da Giuseppe De Vitis. Buone notizie, notizie discrete, un po' per tutta la penisola italiana, da nord a sud, passando per la Sardegna, avremo però proprio sul nostro territorio qualche disturbo. È vero, le perturbazioni organizzate, come potete osservare dalla nostra grafica, transitano a latitudini decisamente più settentrionali rispetto alla nostra penisola, ma sul nostro territorio qualche disturbo ci sarà. Vediamo dove. Intanto in mattinata cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, come di consueto sui rilievi alpini e prealpini, quindi sul Trentino Alto Adige, rilievi del Veneto e pianure limitrofe, e sui rilievi del Friuli Venezia Giulia. Proprio nel pomeriggio avremo ancora dei fugaci temporali o rovesci di pioggia. Poi in serata i fenomeni, come sempre, il tempo risulterà buono e il cielo risulterà in prevalenza sereno. Quindi è vero, il tempo si è un po' stabilizzato, ma proprio sul Triveneto, sui rilievi del Triveneto, ancora qualche acquazzone temporale pomeridiano, davvero fugace però, venti deboli dappertutto, temperature minime stazionarie in lieve rialzo, temperature in rialzo più marcato sui settori pianeggianti. Cari amici, mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, buon proseguimento di settimana.